andata questo torneo, capitano? Beh, è stato un percorso che è iniziato tra febbraio e marzo, è stato molto lungo ma piacevole, ha permesso di mettere insieme tante persone, ragazzi e ragazze di varie zone che giochiamo abitualmente qui a Santa Lucia di Piave. È stata una bellissima esperienza perché ci ha permesso anche, dopo, in seguito al girone, di andare a affrontare la squadra di Vicenza. Abbiamo portato a casa un bel risultato, 3-1 sofferto, ma è stato un bellissimo modo per trascorrere del tempo insieme a delle belle persone, creare nuove compagnie, delle amicizie e dopo divertirsi, che è la base del padel. Ascolti capitano, com'erano questi avversari? Ma gli avversari ci sono stati dei momenti dove sembrava facile, le cose non sono andate proprio a finire così, perché spesso non bisogna sottovalutare l'avversario. È stato un percorso, come dicevo in precedenza, molto difficile, e nonostante, diciamo, molti non pensino che sia così, ma in realtà quando dopo si entra in campo, anche se un avversario sulla carta è un po' più semplice, dopo può risultare molto difficoltoso superarlo e avverso rispetto a quali erano le prospettive iniziali.